Buonasera dal telegiornale del Veneto. I contagi di coronavirus aumentano e la situazione negli ospedali della nostra regione si sta facendo sempre più seria. I dati dei ricoveri sono ormai ai livelli del marzo di un anno fa, quando l'epidemia era in piena espansione. Il quadro più critico nel Padovano, dove l'azienda ospedaliera ed universitaria continua ad aggiungere nuovi posti letto, 30 nelle ultime ore. Ivana Godric e Marco Madini, l'apertura. La curva dei contagi torna a far preoccupare e ad allarmare sono soprattutto i numeri dei ricoveri, sempre più vicini a quelli del marzo 2020, tra i momenti più critici della pandemia in Veneto. Riaperti nelle ultime ore tutti gli ospedali Covid, dove in realtà continuano ad aggiungere nuovi posti letto, anche se la situazione più grave resta quella di Padova. Noi riceviamo ogni giorno nel nostro pronto soccorso mediamente dalle 40 alle 50 persone con una sintomatologia che possa far pensare al coronavirus. Di queste 40-50 persone metà vengono ricoverate, cosa che non succedeva nel passato. Qui il picco dei contagi è stato registrato lo scorso venerdì, come ci spiega il nuovo direttore generale Giuseppe Dalben. 702 nuovi positivi, poi la speranza che la curva iniziasse a scendere, ma in realtà, anche se per poco, ha ripreso a salire. In contemporanea i ricoveri nelle 3 terapie intensive sono triplicati, raddoppiati quelli degli altri reparti Covid. Da una parte significa la bontà del lavoro che si sta facendo sul territorio, quindi un ringraziamento ai medici di medicina generale, ai medici delle unità speciali di continuità assistenziale, ma dall'altra vuol dire che siamo di fronte a dei quadri clinici e quindi a una presenza di un virus che può portare veramente a delle situazioni molto molto pesanti in termini di salute. Situazione drammatica anche per chi ci lavora. Il personale sanitario sotto stress ormai da più di 12 mesi, da quando iniziata la pandemia è sempre più difficile reperire nuovo personale. I numeri dei medici non soddisfano quelli che sono i bisogni e lo stesso dicasi per le altre categorie di professionisti sanitari. Quindi è un grosso lavoro che deve essere fatto a monte di formazione nell'ambito appunto della professionale e che poi potrà tradursi anche nelle varie assunzioni. Certo c'è necessità di personale importante.